giù apri il porta il freezer, se che l'ho messa in freezer. Le urla disperate, la paura negli occhi e una casa distrutta dall'acqua. Sono gli strascichi lasciati dal maltempo che si è scagliato sul Polesine nella notte. Ad essere maggiormente colpiti i comuni di Badia Polesine, Trecenta e Porto Tolle, dove i vigili del fuoco hanno effettuato più di 40 interventi. Le squadre di Adria, Castelmassero Vigo, con il supporto di unità da Padova e Verona, sono state impegnate con motopompe e idrovore per liberare dall'acqua garage e seminterrati completamente allagati. Non c'è corrente, proprio sono senza corrente, non riesco a caricare il telefono, sono senza mangiare, non ho niente, sono a digiuno, ecco, neanche stanotte ho mai dormito, mi ha chiamato il vigile del fuoco, signora, appena che abbiamo una squadra libera la mandiamo. Ho tappato la porta perché non venisse dentro, però filtra comunque. Avevo 20 centimetri di acqua in casa. E ha qualcuno che le dà una mano da sola? No, ieri sera i vicini, questi dietro, c'è un'altra famiglia qua dietro, mi ha dato una mano con un'autoclave d'ingegno, abbiamo tirato fuori l'acqua. Ma lei vive da sola? Sì. È da sola. Sì. 200 millimetri di pioggia in un'ora, raffiche di vento e grandine. Mai vista una bomba d'acqua di questa portata a Badia Polesine. Via Cappuccini, la zona più colpita del comune. Una strada che ha già vissuto un incubo simile. Perché qua ho dei danni enormi, ecco, in casa 1 metro di acqua dappertutto, e allora è ora a finirla, o sarà qualche, adesso a parte che chi da Longa sono tutti messi compagni, adesso andremo tutti contro il consorzio, se te un avvocato, è ora a finirla, no che mi rabbia dei danni che mi tocca buttare via tutto ormai. In casa 35 centimetri. E qui c'è circa mezzo metro, circa, eccolo qua. Sotto tutto. Sotto tutto. Quindi una notte terribile, senza Una corrente. notte siamo andati, dopo siamo andati, avevo le chiavi di mio figlio e siamo andati con la moglie a dormire sopra, perché io ho un po' di problemi, ho dei problemi abbastanza grossi di salute. Mai vista. Poi secondo me anche un po' le pulizie dei fossi non sono più quelle di una volta.